Piazza Lauro, buonasera a tutti, un incontro di amicizia, un appuntamento non fisso ma dettato da legami di conoscenza, non dico antica, ma conoscenza sulla sintonia, sulla sensibilità, sulla voglia di costruire messaggi di amicizia e di amore, ma anche di una letteratura contemporanea che coinvolge tutti, uomini e donne, e speriamo che possa coinvolgere anche tanti amici che vivono fuori dalla regione di Campania. Vai Carlo, Carlo Alfaro. Grazie Gigi. Cosa ci fanno insieme un giornalista, un dottore e uno scrittore? Vogliono brindare. Una barzelletta come una barzelletta. È come se volessimo brindare virtualmente a questa grande opportunità che ha avuto il nostro carissimo amico Giuseppe Petrarca, un editore nazionale, Solferino. E quindi adesso questo libro, questo figlio di carta, quando lo avremo tra le mani? Io sono felice innanzitutto di partecipare con voi, no? Queste notizie, quest'ansia che cresce, questo pathos per questo libro. Effettivamente Solferino è un editore importantissimo, è un progetto importante, dei temi importanti all'interno del romanzo, e quindi mi fa piacere che con Gigi e con te, che siete davvero non solo amici, ma persone che hanno seguito, no, da sempre il tratto un po' di questo percorso. Dopo l'estate, dobbiamo aspettare l'estate, un po' di vacanze per poi ritrovarcelo tra le mani, questo nuovo arrivato. Però ci puoi anticipare qualcosa Qualcosa possiamo anticiparlo perché tra poco faremo. faremo, c'è la scheda editoriale che è quasi pronta. E il commissario, il nostro ineffabile, straordinario antieroe commissario Cosimo Lombardo, che questa volta si reca con Carla in Venezuela per cercare di adottare un bambino. È la loro aspirazione. Lì però ritrova Veronica, che questa infermiera che in qualche modo lo ha amato da sempre, anche in maniera segreta. E lì trova un mondo alla rovescia, trova una situazione soprattutto negli orfanotrofi, dei bambini che purtroppo lavorano nelle discariche dei rifiuti, e in particolare c'è una storia di un bambino che colpirà la coppia, e da lì poi si dipanerà anche un'indagine. Quindi ancora una volta un tema di grande profondità sociale, Sì. ti fanno grati E questo... per questo. Il tratto è sempre quello, non credo possa cambiare. Temi sociali, per riflettere insieme, per cercare di muovere anche le coscienze, che in questo momento, voglio dire, ne abbiamo molto bisogno. È un momento difficile che stiamo attraversando, le notizie sono davvero drammatiche e dolorose, che arrivano anche dal Medio Oriente, e quindi, anche se quella è un'altra zona del mondo, in Venezuela, dove io ho ispirato il romanzo, credo che questo ci possa portare a una riflessione, come diceva anche prima Gigi, giustamente, molto più forte, molto più larga, su chi sta soffrendo in questo momento e quali sono anche le colpe di chi fa finta di non sentire e di non vedere. Bene, salutiamo gli amici di Rapoflix, di Positano News, tutti coloro che ci seguono sul web. Amicizia, amore e direi anche l'armonia tra i popoli e tra chi veramente vuole un mondo migliore. Grazie. Aspettiamo ottobre allora, per ottobre ti aspetto e siamo qui per presentarlo. Ci saremo Ottobre, io ero rimasto a settembre, a ottobre un libro in più.